Dopo tanti anni diciamo, di attesa, perché il progetto è partito ancora nel 2011 inizialmente, con un progetto unico di una palestra che Vidor purtroppo non aveva mai avuto sostanzialmente, quindi siamo partiti con un progetto, però le parti economiche ci mancava quasi totalmente. Quindi abbiamo deciso di fare un progetto globale di tutte le attività all'interno, dopodiché siamo partiti per stralci. I stralci sono stati 5 sostanzialmente. Il primo stralcio è stato fatto la piattaforma di cemento, diciamo sostanzialmente con i sottoservizi, poi il secondo siamo partiti con la copertura, sembrava una tettoia praticamente in mezzo alla campagna, poi il terzo stralcio praticamente abbiamo fatto il tamponamento attorno con i servizi vari e interni. Quarto stralcio abbiamo fatto il pavimento insieme con il riscaldamento e tutto l'impianto interno, e il quinto stralcio è stato gli spogliatoi. Finalmente ho detto, abbiamo finito. Gli spogliatoi con l'impianto fotovoltaico 10 kW sopra, quindi fornisce la corrente anche a tutta la palestra, quindi più o meno sono sufficienti alla copertura quasi totale. Abbiamo avuto un piccolo contributo dalla regione, e dopo un finanziamento dal CONI di 150.000 euro con finanziamento a tasso zero, e dopo tutte le risorse comunali. Ogni anno avevamo qualche piccola risorsa e mettevamo da parte per riuscire a fare uno stralcio. Qualche giorno fa, quando il presidente del Vidor Beats mi ha mandato l'invito per questa inaugurazione, ho provato un brivido, perché ho detto mamma mia, è da gennaio che non vado in un momento ufficiale, e penso che cosa più bella, che ti gonfi il cuore, sia proprio quella di inaugurare una palestra in un periodo dove abbiamo sentito di tutto: classi nelle palestre, presidi che negano le palestre, istituzioni che hanno difficoltà a dare le palestre alle nostre società. Ogni giorno ricevo dalle 2 alle 4 telefonate per queste difficoltà, e devo dire la verità che siamo anche noi in difficoltà come dare una mano a tutte le società. Perciò venire a Vidor e tagliare un nastro per una palestra nuova, bellissima, con un doppio campo per il nostro sport, non ci fa altro che inorgoglirci per quello che è stato fatto qui localmente. Una struttura importantissima, è una struttura che noi, un'opera che abbiamo richiesto per più di 20 anni, e finalmente abbiamo visto la realizzazione di questa, che non è una palestra ma addirittura un palazzetto dello sport. Quindi per noi è molto efficace, perché abbiamo una metratura imponente e che ci permette in questo periodo soprattutto di lavorare con le distanze e lavorare in piena regola con il protocollo antivirus. Quindi doppiamente funzionale in questo momento questa magnifica palestra. Porto un dato i saluti del Presidente, la signora Tatiana Longo, che oggi non ha potuto essere qui presente con noi. Niente, avere una struttura di questo genere è una cosa per noi fondamentale, specialmente per le atlete dell'agonismo e del paragonismo. Un ampio spazio, un ottimo suolo, e chiaramente qui si possono provare tutte quante le tecniche e evoluzioni del patinaggio. Credo sia importante per loro misurarsi in questa struttura, anche perché comunque a livello, possiamo dire a livello tecnico, ha le stesse misure nelle gare in cui loro affronteranno altre competizioni, sia a livello provinciale, regionale e comunque anche a livello nazionale, come abbiamo fatto il mese scorso, e è importante appunto misurarsi per poi arrivare pronti ad una futura competizione. Un'associazione con il patinaggio che comunque contiene anche campionesse. Sì, con l'ultima gara che abbiamo fatto ai primi di settembre abbiamo avuto 2 primi posti, un secondo posto, un terzo posto, un quarto, un quinto posto, poi comunque sempre prima di metà classifica, quindi penso sia importante per le ragazze, per motivarle ancora di più.